Bene, iniziamo questa bella giornata. Benvenuti a tutti e a tutte. Abbiamo oggi, sono molto felice di farlo, la 15ª, e lo sottolineo, la 15ª edizione del nostro corso di perfezionamento in valori identitari e imprenditorialità, che è organizzato dall'Università degli Studi di Udine. E il progetto è organizzato non solo dall'università ma dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che sarà rappresentata dall'assessore Pierpaolo Roberti in arrivo, e dall'Ente Friuli nel Mondo con il suo presidente Loris Basso. È un corso che è rivolto a voi, 12 vincitori di questo bando aperto con l'Università e l'Ente Friuli per l'assegnazione di questi 12 posti. Quindi io vi do il benvenuto e vi ringrazio per essere qui e cedo però subito la parola al rettore, al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, che oggi è qui con noi, Roberto Pinton. Bene, grazie. Mi associo anch'io naturalmente al benvenuto nei confronti dei giovani vincitori. Vedo una nutrita schiera femminile, fa piacere, insomma, sostanzialmente che questo Friuli nel mondo in realtà sia sempre più femminile. Diceva la professoressa Bombi, che ringrazio per la tenacia, penso che insomma 15 anni è un bel compleanno comunque, molto, molto bella questa iniziativa, soprattutto anche ha una rilevanza notevole, ed è per questo che non solo fatta in collaborazione ma sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Adesso appena arriverà saluteremo l'assessore Roberti, e dall'Ente Friuli nel Mondo. Piace ricordare che insomma l'obiettivo è quello di diciamo, un progetto formativo che ha come obiettivo di fare il focus sul ruolo della lingua italiana e friulana nella comunità di corregionali in Argentina e in Brasile. E a suo tempo, quando il progetto, un progetto FIRB, se non ricordo male, partì, che coinvolgeva 5 atenei, saluto anche il professor Orioles che diede l'avvio a questo progetto assieme a Raffaella Bombi, e l'Università di Udine lo declinò sui corregionali residenti all'estero. Adesso in particolare ci si focalizza su coloro che provengono dall'Argentina e dal Brasile. Il progetto ha una sua valenza ed è perdurato nelle 15 edizioni nonostante il Covid. C'è stata anche qualche edizione diciamo online, ma è molto meglio poter come dire, godere sia della presenza del rapporto con i vincitori e le vincitrici, ma anche per loro l'opportunità di visitare i luoghi di origine dei loro antenati, diciamo parenti prossimi, e però anche avere un contatto con il mondo economico produttivo. Credo che sia molto importante questo, che non è solo un diciamo, riprendere coscienza delle proprie origini culturali, che è molto importante, ma anche un'occasione, un'opportunità unica per stabilire una rete. Sappiamo che oggi si vive di rete, non è solo quella della World Wide Net, ma è una rete di persone che condividono obiettivi comuni. In questo momento, peraltro, in giro per il mondo, tutto sommato, queste reti hanno profondo rischio dovuto a posizioni particolari, le guerre e insomma situazioni che possono portare a divisioni. L'idea di creare un network attraverso le persone che hanno voglia di condividere obiettivi comuni di sviluppo e di consolidamento delle radici culturali, credo che sia un messaggio, chiamiamolo, di pace universale, che le università e gli enti che lavorano in un contesto globale si possono anche prefiggere, possono portare avanti in maniera congiunta. La cosa anche interessante
a mio avviso, è la collaborazione con Cooperative Arte Adria e con Fabi, perché poi in realtà questa anche parte, metà del corso, 75 ore che si svolge con tirocini in azienda, di fatto deve essere fatto con la collaborazione della parte che attivamente è coinvolta in questo aspetto. Quest'anno abbiamo anche una novità, la posso anticipare io, che i nostri studenti e studentesse saranno ospitate presso il collegio del candidato Uccellis, il saluto, dirigente, la dottoressa Zilli, con cui ci vediamo spesso, perché loro sono un istituto, una scuola molto impegnata nei rapporti, gli scambi internazionali. Adesso io non so quante delegazioni fra il Cile, il Canada e di altra natura ho incontrato, ma non solo per il piacere di incontrare i ragazzi e le ragazze, ma anche proprio per ribadire questa forte connessione che ha tutta la filiera della formazione nel nostro caso, nella nostra regione, e abbiamo anche l'ente Friuli nel mondo che conferma in questo, nel creare questi ponti, questi network che sicuramente avvicinano le nuove generazioni. Quindi io da parte mia, oltre a salutare quanti siamo nel tavolo, e non so se già collegato anche il presidente, eccolo lì, il professor Paolo D'Achille, che saluto, collega di 93, ma qui in veste di presidente dell'Accademia della Frustia, che poi terrà una relazione l'italiano lingua migrante. Credo che sia una bella testimonianza per tutti noi, e ringrazio per essere almeno collegato online. Sapete che insomma non è semplicissimo sempre raggiungere Udine, e quindi io non posso che augurare. Non posso. Wow, cioè metti. Certo, perché poi potrei fare errori con lo spagnolo. Allora, li nomino, questi 12 apostoli, che sono Agostini Juan Manuel. È l'unico uomo che è riconoscibile, le altre... Però ti hanno messo per numero 1, ma era solo una questione alfabetica. Arguello Maria Costanza, eccola. Della Rosa Ayelen Sabrina, io mi scuso per la pronuncia, sicuramente storpierò i vostri nomi. Delbo Ayelen Noeli, Liva Maria Eugenia, Piccoli Giorgina Ayelen, Rizzi Carlina, Salvoi Kupke Mariana, Schlatter Marchetti Belen, eccola, Serafini Giada, Zavocco Delfina Clara e Zampar Lucia Belen. Ecco, vengono, come dicevamo, da Argentina, quasi tutti, tranne la Sangoy Kupne, che è dal Brasile. Bene, benvenuti, buon lavoro. Oggi è una bella giornata, mi si diceva piove, ma volevamo darvi anche una notizia. Eccolo, sono comparso. La politica è così, no? Come ti giri? Grazie mille per essere qua, assessore. Cioè, di solito c'è anche il sole a Udine, adesso non so come sarà la foto, di solito io le ho tenute tutte le foto, perché anche quando non ero rettore ero qui a fare le foto, sempre, come però rettore, delegato e quant'altro. Insomma, ci sarà anche il sole, ma sono sicuro che lo porterete voi. Buon lavoro, buona permanenza e buono studio. Bene, grazie al Ministro Rettore, e cedo la parola, e sono molto contenta di averlo con noi per questo 15° compleanno, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, qui rappresentata dall'assessore Pierpaolo Roberti, cui cedo molto volentieri la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Magnifico Rettore, mi spiace, ma devo contraddirla sul bel tempo. Sono arrivato in ritardo proprio perché a Trieste è venuto giù di tutto e siamo rimasti bloccati in autostrada. No, ma ci tenevo ad essere presente qua per questo 15° compleanno. Siamo ovviamente tutti passati con me, soltanto gli ultimi, però gli ultimi sono stato sempre presente per queste inaugurazioni del corso che oggi andiamo a inaugurare, questa 15° edizione,
perché ci teniamo particolarmente. È una collaborazione importante che è venuta ad instaurarsi nel corso degli anni con l'Università di Udine e con Ente Friuli nel Mondo, che grazie alla sua rete di contatti riesce a fornire, a diffondere il bando per la partecipazione a questo corso, che è importante per noi, non soltanto perché persegue quello che è il principale obiettivo istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, cioè quello di mantenere dei collegamenti, dei contatti con i discendenti di chi è dovuto andare via da questo territorio, un territorio che allora era evidentemente molto diverso da quello che conosciamo oggi, un territorio povero, in difficoltà, in cui era difficile riuscire a trovare delle prospettive per il proprio futuro e per il futuro della propria famiglia. I vostri nonni, i vostri bisnonni sono dovuti scappare da quel Friuli, sono dovuti andarsene da quel Friuli e si sono ricostruiti una vita e una famiglia dall'altra parte del mondo. E il nostro obiettivo istituzionale è quello di mantenere i contatti, i collegamenti e le radici con voi, con i discendenti di quei vostri nonni, di quei vostri bisnonni. E questo è già un elemento estremamente positivo, il fatto di vedervi qua, e di ragazzi come voi in questi anni ne abbiamo visti a centinaia, fortunatamente è già un elemento estremamente positivo. Ma poi c'è un qualcosa in più, perché sempre più spesso mi capita in progetti del genere poi di ritrovarmi qualche anno dopo qualcuno che mi ferma e mi dice: ah, assessore, buongiorno, sai, io ho partecipato a quel corso quella volta, poi alla fine ho deciso di rimanere in Friuli Venezia Giulia, perché ho riscoperto casa mia, magari ho conosciuto qualche parente che avevo qua, avevo già qualche contatto e ho deciso di rimanere in Friuli Venezia Giulia. Io non so se questo accadrà a voi, e do per scontato che non accadrà, che finirete questo periodo in Friuli Venezia Giulia, poi deciderete di ritornare dalle vostre famiglie. Però sappiate che c'è anche questa opportunità e che mal che vada, avrete avuto la possibilità di apprendere qualche nozione specifica in più grazie alle competenze e alla professionalità dell'Università di Udine, e avrete riscoperto e respirato un po' di aria di casa, sapendo che tutto quello che è il vostro percorso e tutto quello che è la vostra storia parte da qua, parte dal Friuli Venezia Giulia, parte dal Friuli. E quindi veramente grazie ancora all'Università di Udine, alla dottoressa Bombi in particolare, che ci mette sempre cuore e passione per portare avanti questo progetto. Grazie. Grazie Assessore. E ora la terza parte fondamentale del nostro progetto, l'Ente Friuli nel Mondo. L'Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso, il suo Presidente. Grazie. Beh, innanzitutto grazie e benvenuti in Friuli, che intanto il nostro salute, il nostro mandi, nella nostra lingua. Non posso che ovviamente ringraziare l'Università di Udine, il magnifico rettore, ma in modo particolare la professoressa Bombi e il suo staff, che con caparbietà da 15 anni continua a mantenere vivi non solamente l'organizzazione del corso, ma i rapporti durante l'anno. No? Perché l'Università di Udine, al di là delle 3 settimane, grazie ai partners che avete scelto, da Compapi a tutti gli altri, non si concludono solamente in queste 3 settimane, ma so per certo che l'Università di Udine continua a mantenere questi rapporti e vediamo i risultati. Io come Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo non posso essere che orgoglioso di queste collaborazioni che vengono svolte grazie sicuramente al sostegno della Regione. Non posso che ringraziare, perché con le poste a bilancio che mette a disposizione dell'Ente Friuli nel Mondo, ma anche ovviamente degli altri enti pericoregionali all'estero, riesce a continuare a farci fare della programmazione, così come il Comune di Udine e la Fondazione Friuli fra gli altri. Una programmazione intensa, rivolta soprattutto ai giovani. Io posso dire nel mio mandato di Presidente ho voluto porre questa attenzione soprattutto ai giovani, perché solamente al di là dei primi 2 anni
che è di mia presidenza, nel quale ho trascorsi col Covid e quindi a distanza, ed è stata anche un'ottima opportunità, perché mai avrei pensato di riuscire a mettermi in contatto con tutti i 160 focolari. Solamente con questa, chiamiamola opportunità del Covid, ci siamo potuti collegare a distanza e quindi avere questa opportunità di conoscerci. Però l'attività in presenza l'ho voluta impostare soprattutto rivolta ai giovani, perché solamente grazie a voi, e quindi è una testimonianza che poi vedremo i collegamenti, diversi giovani che sono passati tramite questo corso dei valori identitari sono addirittura diventati nuovi presidenti dei Fogolars, quindi hanno germogliato l'attività, perché altrimenti ci stiamo accorgendo che ovviamente i presidenti che hanno aperto i Fogolars, mi rivolgo in modo particolare a Buenos Aires, 97 anni fa, non è possibile, no, che i soci continuino, solamente se ci siete voi. E grazie a questa esperienza che la fate trascorrendo un periodo qua in Friuli, ritornate con un animo diverso e potete continuare a mantenere vivi questi rapporti di collaborazione, nel quale io ci tengo in modo particolare. Non solamente valori identitari e imprenditorialità, ma partirà nei prossimi giorni, mi pare domani, un altro bellissimo incontro che si chiama Foramba con il Confartigianato, formazione ambasciatore dell'artigianato, un bellissimo corso alla scuola mosaicisti del Friuli, quindi un altro corso, ovviamente i rapporti che abbiamo con Vitto Paolo Diacono, ma sicuramente che avremo anche con Lucellis, abbiamo già iniziato a lavorare cercando di fare incoming di friulani, no? Quindi è questa la mia volontà, il mio consiglio direttivo, soprattutto di mettere a disposizione le nostre energie facendo conoscere ai figli di terza, quarta generazione il Friuli, affinché diventiate gli ambasciatori della nostra terra. Come diceva bene l'assessore, è una terra che è completamente cambiata rispetto ai vostri antenati, no? I vostri antenati sono dovuti emigrare, oggi l'immigrazione è più un'immigrazione professionale, per fortuna, ma soprattutto dal Friuli, ma grazie ai sacrifici che hanno fatto i vostri avi. Perché se oggi i giovani che nascono in Friuli possono decidere di scegliere per fare un'attività professionale all'estero, un'esperienza all'estero, è una scelta, non un obbligo, come hanno avuto purtroppo i vostri avi. Venerdì sabato avremo la convention, quindi noi incontreremo quasi una cinquantina di giovani, quindi ho voluto cambiare dalla convention dell'Ente Friuli nel Mondo, che solitamente veniva fatta l'ultima settimana di luglio per incontrare gli emigrati, quella si può fare, la facciamo qua, ma avere l'occasione di mettere assieme una cinquantina di giovani che arrivano da tutto il mondo, questa è un'opportunità unica, e quindi noi ci troveremo a Sequals sabato, terra di grande migrazione, con un tema diverso, che un tema è lo sport, quanto lo sport può continuare a mantenere queste relazioni, quanto il friulano magari va all'estero e poi magari arriva sul podio con la bandiera friulana, e quanto i friulani si riconoscono nelle gesta dello sportivo friulano. Il Giro d'Italia poi è stato un esempio, no? Il Giro d'Italia è atteso da tutti perché è l'occasione in tutto il mondo di vedere come vengono trasformati i loro paesi, per un'occasione unica di vedere oggi com'è il paese. Venerdì sera invece inaugureremo il progetto Italea. No? Un progetto Italea che è un progetto voluto dal Ministero degli Esteri, per il quale l'Ente Friuli nel Mondo è capofila, ha vinto un bando in regione, ed è un progetto unico, quello di far conoscere ai giovani emigrati i paesi dai quali sono partiti i loro avi, perché non c'è solo Udine, non c'è solo Aquileia, non c'è solo Trieste, ma ci sono anche i piccoli paesi. Qui ringrazio anche i comuni, vedo il sindaco di Gemona, poi non so anche altri sindaci che sicuramente avranno la possibilità di farvi ospitare, farvi vedere magari la casa da quale sono partiti i vostri avi. Ma questo lo faremo anche di concerto con questo progetto, con delle ricerche genealogiche, perché riuscire a capire dove cercherò di farmelo anche la mia, perché sarà un'occasione unica, no? Ma per voi riuscire a capire, sì, siete friulani, magari uno sa che è nato a Gemona, magari a Benzone, da Corno di Rosazzo, da Gradisco, ho visto diversi paesi, però poi andare ancora più in fondo
e questo cercheremo tramite questa associazione di farvi fare questa esperienza per andare ancora più in fondo e cercare dove sono tutti gli avi. Concludo ringraziandovi di questa bellissima esperienza, di questa bellissima opportunità. Grazie all'Università di Udine siamo riusciti, purtroppo i fondi, che sono tantissimi, io torno a ringraziare la Regione, però sarebbero da cogliere di oltre 100 richieste. Il progetto che abbiamo a Spidimbergo, su 12 ragazzi, anche lì abbiamo avuto 120 domande. E non è facile scegliere, non è facile, perché tutti meritano essere scelti, no? Però ho cercato di fare una griglia. Innanzitutto uno per Fogolarsi non è stato l'anno precedente e l'anno dopo, perché ognuno che arrivi da diverse possibilità, nessuno della famiglia negli ultimi 3 anni, 5 anni, no? E quindi per dare la possibilità di tutti. Quindi mi scuso con tutti gli altri, sarà il prossimo anno l'opportunità per far conoscere il Friuli. Quindi grazie e avremo occasione di incontrarci ancora. Grazie Presidente. Prima di dare la parola alla rappresentante del sindaco del Comune di Udine, la dottoressa Garlatti Costa, vorrei salutare alcuni presenti qui oggi con noi all'inaugurazione. Innanzitutto vorrei salutare Flavio Pressacco, in rappresentanza di tutti i docenti dell'Università di Udine che insegnano nel nostro corso. Grazie Flavio, tu sei qui dalla primissima edizione, questa è la cartellina della prima edizione. Il dato storico e dipartimento di glottologia e filologia classica oggi scomparso. Quindi, e Davide Sartori, la new entry del nostro corso di quest'anno, oltre agli altri colleghi che partecipano alle attività didattiche. Poi vorrei salutare e ringraziare il sindaco di Gemona, a cui daremo dopo la parola, perché abbiamo ben 4 studentesse i cui discendenti hanno lasciato Gemona. Vorrei ringraziare Confapi, con la presidente direttrice Lucia Piu, e a Confcooperative con il direttore Paolo Tonassi, perché fin dalla primissima edizione collaborano attivamente con noi per l'organizzazione del tirocinio. E poi abbiamo anche Massimo Percotto, che è il rappresentante dell'Accademia Italiana della Cucina, delegato e adesso coordinatore territoriale per la regione Friuli Venezia Giulia, che rappresenta un altro partner importante del nostro corso. Poi del tirocinio parleremo dopo, perché ci sono anche colleghi che nei vari dipartimenti ospiteranno i corsisti e che sono qui presenti oggi. Quindi do la parola alla dottoressa Garlatti Costa, che ringrazio per essere qui con noi. Mandi, dobro jutro, guten Tag. Buongiorno a tutti, sono Stefania Garlatti Costa e sono qui a portarvi i saluti della città che vi ospita, dell'amministrazione, in realtà della città che vi ospita, il comune di Udine, in particolare del sindaco Alberto Felice De Toni. Io ringrazio la Università di Udine, in particolare la professoressa Bombi, per il programma che ho sfogliato adesso, che mi sembra veramente interessantissimo, conosco molti relatori, esaustivo, ringrazio per l'iniziativa anche gli altri partner, l'Ente Friuli nel Mondo e la Regione. Volevo dire 2 parole per quanto riguarda la mia persona. Io sono qui come delegata a identità friulana e plurilinguismo. In pratica il sindaco mi ha chiesto di occuparmi di questi temi, in particolare all'interno dell'amministrazione come consigliera. E quindi credo di essere, diciamo, abbastanza adatta a salutare voi in particolare. Il tema dell'identità è un tema che spesso ha dei risvolti ideologici, ma che in realtà è un'esigenza di tutti, è un elemento fondante nella vita di una persona. Io lo dico anche per esperienza, perché alla vostra età, forse più giovane, ho vissuto una lunga parte della mia vita all'estero, dove ho conosciuto i figli
i nipoti degli emigrati friulani in Inghilterra, e dove anch'io ho fatto la vita dell'emigrante. Quindi comprendo molto bene l'esigenza di capire chi si è, chi non si è, quali elementi siano più importanti, quali diventino importanti in una situazione, forse sono meno in un'altra, come si cambia sempre anche rispetto alla situazione in cui ci si trova e le persone con cui abbiamo a che fare. Quindi vi faccio i complimenti per avere superato le selezioni, per essere qui, e anche per questo percorso che farete, che ho visto inizierà già oggi e domani con il professore Zwing e il professore Finco, eccolo, che è venuto qui dall'Austria, sì. Perché appunto questa regione Friuli, Venezia Giulia è una regione, come nei saluti che ho fatto inizialmente, multilinguistica, multiculturale, complessa, una complessità che è il suo vantaggio, ma che è stata per lungo periodo anche una difficoltà per poter mantenere i rapporti che naturalmente questa regione ha con le regioni contermini, e fortunatamente adesso ci sono per esempio persone come il professor Finco che studiano il friulano stando a Klagenfurt. Quindi è una cosa anche eccitante, secondo me, essere friulani, essere giuliani in questo periodo della storia. Quindi vi faccio ancora i complimenti. Se volete venire a salutare il Comune di Udine, ci sono per esempio dei luoghi che possono essere interessanti per voi. Per esempio ho visto che avete già, come dite a Barreto, il Museo Etnografico, l'Archivio di Stato, in cui potrete fare le vostre ricerche, o anche la dottoressa Bombi ha i contatti miei se volete sapere quello che fa il Comune per il friulano e per le altre lingue, sono qua. Quindi buon lavoro, buon mese molto denso di impegni, e arrivederci a altre occasioni, casomai in Friuli, nella nostra vita. Ringrazio il Comune di Udine e do la parola alla direttrice vicaria del Dipartimento di Studi Umanistici e il Patrimonio Culturale, che è la sede del nostro corso. Quasi, dove ci troviamo, nel vicolo. Allora, buongiorno a tutti, un caloroso benvenuto da parte della direttrice, la professoressa Linda Borean, che oggi non poteva essere presente, ha incaricato me. Quindi è un benvenuto suo, di tutti i colleghi del Dipartimento e naturalmente anche mio personale. Non è la prima volta che vengo io a presentare, a presentare il Dipartimento, non a presentarlo, insomma a salutare a nome del Dipartimento e a portare il saluto. È successo altre volte, però tutti gli anni, anche se non ero io qua, ho avuto modo di vedere i vostri colleghi delle edizioni passate, nei corridoi, nelle aule, nei locali del Dipartimento, e di percepire la curiosità, l'entusiasmo, le energie positive che vi hanno fatto superare una selezione. Insomma, io non sapevo di questa selezione, ma insomma una selezione anche abbastanza severa, e vi hanno portati qui. Tra l'altro, appunto, adesso stavo guardando la documentazione, tutti giovanissimi, ma per questo basta guardarmi nel volto, e tutti con una vostra professione, quindi già tutti avviati nel mondo del lavoro, però avete scelto di passare un mese qui in Italia, in Friuli, come probabilmente riscoperta anche, o scoperta delle vostre radici e scoperta di opportunità, di cose da fare, di nuove idee. Posso chiedere quanti di voi vengono in Italia per la prima volta? Tanti, più degli anni passati. E quelli che c'erano già stati erano stati in Friuli nello specifico? No. Quindi no. Questo è un dato molto interessante.
Io non posso che augurarvi una ottima permanenza. Ringrazio naturalmente tutti quelli che la rendono presente, che la rendono possibile, la instancabile amica Raffaella Bombi, che un giorno mi spiegherà come fa a tenere le fila di tante iniziative, ma naturalmente tutta l'università, la regione, l'ente Friuli nel mondo, il comune, e spero appunto che anche quanto detto dal magnifico rettore sia proprio uno degli obiettivi con cui siete venuti, cioè quello poi di creare dei contatti tra di voi, tra le persone che incontrerete qui e soprattutto poi con l'università, con il Friuli, contatti e opportunità per voi, prima di tutto, che avete fatto questa scelta, ma naturalmente anche poi per tutti noi. Quindi benvenuti, buona permanenza e ci rivedremo in questo mese nei corridoi dell'università. Grazie Laura. Vedete che si sono già, il Presidente dell'Accademia della Crusca ci ha seguito in tutta la parte iniziale, ma vedo che sono collegati anche 2 dei 3 presidenti dei Fogolars, Mariano De Anna Bejaneda, Adrian Gardella, dovrebbe arrivare anche Carla Ribeiro, sono tutti i nostri ex corsisti che stanno attualmente svolgendo. Hanno fatto carriera, sì, soprattutto Adrian Gardella, proprio l'anno era con noi l'altro anno e quest'anno è diventato presidente del Focolare, quindi mi fa molto piacere, porteranno poi un breve saluto. Io chiederei adesso, se possibile, chiedo un attimo a Laura e a Garlatti Costa se ci possono lasciare liberi, scusate, questi 2 posti perché il tavolo non è grandissimo, e chiamo il professor Orioles e la dirigente del Guardato Uccelli Anna Maria Zilli, che già era stata ringraziata dal rettore, ma la ringrazio anch'io perché quest'anno abbiamo innovato e siamo ospiti del... Di là, prego. Le cedo subito la parola per un saluto e la ringrazio per averci accolto da voi. No, grazie a lei per la fiducia. Ecco, e anche per il desiderio di coinvolgere tutti gli attori, insomma, di questa città di Udine, anche le scuole secondarie di secondo grado, perché l'Istituto Uccellis è un educandato un po' particolare come tipologia di scuola, perché diciamo accoglie studenti che dai 6 anni arrivano ai 19 anni. Ecco, quindi è una realtà diversa da quella universitaria, però ci fa piacere mettere a disposizione, a servizio, ecco, quello che noi possiamo avere. Ecco, spero vi troviate bene anche qui a Udine, qui in Friuli e anche qui all'Uccellis, e quindi vi do il benvenuto. Ringrazio anche il rettore, ringrazio il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, ringrazio la regione e la fondazione anche, ecco, perché questi progetti sono una linfa vitale per i territori. Questo a livello universitario, quindi è un progetto che mi piace sottolineare essere, come è stato descritto, formativo, perché va incontro alle persone, alle loro esigenze, al desiderio di ritrovare luoghi o scoprire luoghi di cui si è sentito narrare soltanto, ma che soltanto avendo l'esperienza diretta potrà mantenere in maniera più forte questo legame, questo sentimento. Quello è un progetto formativo, un progetto di internazionalizzazione, come si dice oggi. L'Università di Udine è, diciamo così, per noi un elemento fortissimo di propulsione e di spinta, anche di esempio, una fonte di ispirazione, direi. E questo è un progetto molto importante e abbiamo visto anche storico. Ci sono accanto a questo anche progetti formativi minori, magari quelli che nascono dalle reti, come è stato ricordato prima, di conoscenze, di relazioni, di persone, di chi magari è passato dalla nostra scuola o dalla nostra terra e ora si trova in un luogo diverso e rende possibile il contatto tra scuole. Ora favorire e incentivare queste modalità è importantissimo, perché anche a partire dai ragazzi più piccoli vuol dire coinvolgere più in profondità prima e coinvolgere anche le famiglie con un legame ancora più forte, anche affettivo, da quel punto di vista lì. Ecco. Quindi abbiamo le stesse finalità, gli stessi obiettivi e quindi siamo a disposizione per cercare proprio di raggiungere questo scopo. Sappiamo che il friulano e anche l'italiano è una delle lingue più apprese
nel mondo, non soltanto per un discorso professionale, imprenditoriale, ma anche per un discorso di approfondimento di tutto quello che è la cultura, la tradizione, il modo di vivere, l'arte, la storia, la musica e anche la cucina dell'Italia, ma noi parliamo del Friuli. Ora mi piace anche ricordare che i sacrifici di chi ci ha preceduto, e credo che ognuno di noi abbia nella sua famiglia qualcuno che ha dovuto andare all'estero per sopravvivere, per far sopravvivere anche la propria famiglia, ecco, questi sacrifici hanno dato dei frutti ottimali, grazie a loro che manteniamo questi contatti ancora vivi e ancora proficui. Ecco, apprendere, poi sappiamo, approfondire più lingue è un arricchimento, e avere questa esperienza, un'apertura nei confronti del mondo e dell'altro, e non può che far altro che arricchire, quindi diciamo il proprio bagaglio formativo e culturale, oltre che professionale e imprenditoriale come per voi sta succedendo. E quindi diciamo noi ci siamo, ed è questo penso il primo passo per realizzare il famoso villaggio globale di cui ecco McLuhan a suo tempo narrò e ci lasciò una testimonianza. Grazie e complimenti. Grazie direttrice dell'Uccellis, e un saluto a Francesca, la professoressa Francesca Battocletti, che ha lavorato molto con noi per l'organizzazione quotidiana del contatto. E cedo la parola molto volentieri al professor Vincenzo Orioles, che, come è stato ricordato già dal rettore Pinton, è stato il promotore di questo progetto, che è nato appunto da un progetto ministeriale FIRB nazionale, che ha portato poi a questa bella avventura del corso. Prego, professor Orioles. Vivo ancora il ricordo del giugno 2010, quando tenuto a battesimo il corso, di cui vediamo il programma e la cover, come diciamo. Ho l'orgoglio quindi che questa creatura sia cresciuta nel tempo grazie allo sforzo e alla tenacia profusi dalla professoressa Bombi, ma non da sola, perché coordina un gruppo molto attivo di studiosi, tutti giovani, dinamici, che formano l'ossatura del nostro dipartimento, che è molto attivo in un progetto appunto interdisciplinare. È un corso che abbatte i confini nazionali, ma abbatte anche i confini disciplinari, perché ha l'assoluta originalità di intrecciare competenze qui rappresentate da alcuni dei colleghi, dal cinema di Rossitti, dal friulano rappresentato da Finco, dall'imprenditoria rappresentata da Pressacco, quindi una serie di competenze sinergiche che sono proprio il paradigma del corso, la sinergia anche dei diversi della squadra. Oggi fare un progetto senza essere squadra è perdente. Ecco, il grande vantaggio è che ognuno deve interpretare il ruolo all'interno di un modello di collaborazione e di sinergia che è stato qui testimoniato, rappresentato. Non enumero tutti i partner, ne ho contati nel mio lungo discorso che avevo preparato, almeno 10, e qui vorrei il mio pensiero anche ai sindaci che sono stati ricordati prima, che sono l'anello di congiunzione col territorio e che poi accolgono, come sicuramente ha fatto nel passato anche il sindaco di Gemone, il sindaco di Udine, questi giovani alla ricerca delle loro origini. L'ultima riflessione, una recente statistica, lo dico anche a passo perché ne sia partecipe, parla che il friulano è praticato in modo attivo, come si dice, o comunque largamente attivo, da 440.000 parlanti, una recente statistica che aggiorna quelle precedenti. È una statistica che non rende giustizia alla presenza dei nostri oriundi, i quali diffusi nel mondo costituiscono una componente di competenza ancora vitale, naturalmente, da rafforzare, da consolidare durante questo soggiorno. Caro Basso, penso che dovremmo segnalare a chi ha
prodotto questa statistica, mi pare anche coordinata in parte dalla Regione, che c'è un universo costituito da decine di migliaia, forse credo che siano centinaia di migliaia di italiani presenti a vario titolo, con competenze che vanno registrate e che portano sicuramente oltre il 500.000 di parlanti. Ecco, quindi questa iniziativa ha tanti aspetti positivi, originali e di lungo periodo. Buona prosecuzione e buon lavoro. Grazie professor Orioles. E adesso abbiamo la Lectio e qui presento, anche se non ha bisogno di presentazioni, e ringrazio il professor Paolo D'Achille, che è il presidente dell'Accademia della Crusca, che è l'accademia italiana nazionale che promuove, diffonde, valorizza la lingua italiana e anche le varietà regionali, le varietà minori. Io lo ringrazio molto per aver accolto il nostro invito a partecipare a questa 15ª edizione. Non abbiamo mai avuto delle lezioni scientifiche di così alto livello e lo ringrazio molto. Con il professor Paolo D'Achille abbiamo contatti intensi, tra i quali, non so se Paolo ricorda, il volume Pasolini per l'italiano, l'italiano per Pasolini, una bellissima lezione che Paolo D'Achille aveva tenuto a Casarsa, alla scuola di glottologia e linguistica che organizziamo annualmente qui all'Università degli Studi di Udine. Non dico altro sul suo curriculum perché essere presidente dell'Accademia della Crusca è già moltissimo e io lo ringrazio, ti ringrazio molto per essere qui e ti cedo la parola sul tema italiano, l'italiano lingua migrante. Prego Paolo e grazie ancora. Aspetta, forse non ti sentiamo, devi aprire il microfono. No, ancora chiuso. Quello lui o noi? No, lui. Il suo, il tuo microfono Paolo. Ecco qua, scusate, sì, l'avete spento, spero che ora vada bene. Perfetto, grazie. Sono molto felice di poter partecipare a distanza. Devo dire che mi sarebbe piaciuto venire a Udine perché ci sono venuto varie volte, ho naturalmente tra i colleghi molti amici, ho avuto collaborazioni per il PRIN. Il primo contatto è stato quando non ero ancora, ero appena laureato, da poco laureato e prima di entrare nel dottorato proprio per uno dei primi corsi organizzati dalla SIG. Sono ritornato recentemente su invito appunto della professoressa Bombi per tenere quella lezione pasoliniana e mi avrebbe fatto piacere rivenire un'altra volta. Purtroppo appunto sono reduce da un impegno ieri, nel fine settimana, ne un altro in settimana e un viaggio a Udine mi era proprio impossibile. Comunque appunto mi fa piacere essere presente e ringrazio anche appunto il rettore e tutte le autorità per l'invito e per l'organizzazione di questo corso che mi sembra molto, molto importante, che ha dato già tanti frutti. Dunque la mia lezione sarà in realtà una mini lezione, diciamo una brevissima lezione della durata di 10 minuti, non voglio far perdere troppo tempo e si articolerà in due parti. Prima di tutto, appunto, proprio perché vengo nella veste di presidente dell'Accademia della Crusca, l'Accademia della Crusca sappiamo che tradizionalmente è stata appunto la portatrice della visione toscanocentrica dell'italiano, quindi non ha accolto, se non in minima parte, parole che non fossero di origine toscana, insomma le poche parole non toscane che entrano nella prima edizione del vocabolario entrano perché sono presenti negli grandi autori, in Dante, in
Petrarca in Boccaccio, quindi Petrarca meno in Boccaccio, quindi troviamo co, per esempio, nel senso di ca, nel senso di casa, troviamo co nel senso di capo, troviamo barba nel senso di zio, ma insomma la Crusca è stata molto accentratrice, dobbiamo dirlo, nel corso della sua storia. Ecco, naturalmente per la Crusca si è aperto un capitolo del tutto nuovo con il dopoguerra, ha rinunciato alla tradizionale vocazione lessicografica, perché però peraltro ha ripreso proprio in questi ultimi tempi, ed è stata molto vicina alla tematica del plurilinguismo, del multilinguismo, dei dialetti e delle lingue delle minoranze, delle lingue minoritarie, sia quelle storiche, di cui appunto il friulano è una delle più importanti e prestigiose. E tra l'altro appunto io, come studioso di Pasolini, anche se non mi sono occupato del Pasolini friulano, certamente apprezzo, insomma considero fondamentale l'esperienza friulana di Pasolini, che ha cominciato a scrivere in friulano confessando di non saperlo, peraltro poi l'ho appreso più tardi. E quindi quali sono alcuni elementi che ci fanno capire l'attenzione della Crusca per le minoranze? Mi riferisco agli ultimi anni. Beh, per esempio, l'Accademia ha avuto rapporti con la minoranza italiana nella Val Bregaglia, nella Svizzera grigionese, in cui ci sono state 3 almeno occasioni di lezioni e di tavole rotonde. Una partecipai anch'io insieme al presidente Marazzini. Ci sono vari rapporti con l'Istituto Ladino, che ha presentato in Accademia le sue pubblicazioni, l'ultima proprio recentissimamente, e che ha invitato l'Accademia a un convegno che ha organizzato a Bolzano qualche anno fa. La Crusca ha pubblicato un vocabolario napoletano ottocentesco, in gran parte inedito, quello di Emanuele Rocco, in ben 4 volumi, e ha avuto un grande successo perché ne stiamo curando la ristampa. Ci sono state attenzioni alle voci dialettali nel teatro e nella lingua dei giovani, con incontri, pubblicazioni dedicate a questo specifico tema. E infine 2 numeri della Crusca per voi, il periodico semestrale dedicato alle scuole e agli amatori della lingua italiana, come ha scritto il suo fondatore Giovanni Nencioni, che lo lanciò proprio per ringraziare gli italiani dei contributi che avevano mandato alla Crusca in un momento di difficile sul piano economico, raccogliendo un appello di Indro Montanelli. Bene, dicevo, la Crusca per voi, che da qualche anno, ormai già sono non pochi, perché dal 2015, quasi un decennio dirigo io, sono stati dedicati al plurilinguismo e al multilinguismo, con riferimenti alla situazione della Svizzera, dell'Alto Adige, ma anche con indicazioni metodologiche e didattiche. Infine devo dire che la Crusca si è anche messa in rete, come molti sanno, e proprio tra gli scaffali digitali del vocabolario della Crusca troviamo due gruppi appunto di corpora che sono molto insomma, che aprono la strada alla seconda parte del mio intervento. Il primo è Vivit, cioè Vivi l'Italiano, un archivio informatico di materiali e strumenti rivolti agli italiani all'estero, in particolare a quelli di seconda e terza generazione. Come è stato detto, c'è un grande interesse all'estero per l'italiano, e soprattutto da coloro che sono partiti, dalle nuove generazioni di coloro che sono partiti nel corso dell'Ottocento, non possedendo pienamente l'italiano perché erano sostanzialmente dialettofoni, spesso analfabeti o semi-analfabeti, e insomma, ne dirò meglio qualcosa tra poco. E questa banca dati multimediale è rappresentativa della cultura e della lingua italiana, e vuole essere un punto di riferimento per chi voglia stabilire un contatto culturale a distanza con il nostro paese. Ecco, tra l'altro questa è stata inserita
inserita ancora sotto la presidenza Sabatini, è stata via via aggiornata, stiamo appunto progettando un nuovo e più corposo aggiornamento. E l'altra faccia dell'immigrazione, abbiamo inserito la banca dati degli scrittori immigrati in lingua italiana e della letteratura italiana della migrazione mondiale, fondata da Armando Gnisci, morto nel 2019, l'aveva fondata nel 1997, dedicata a scrittori migranti translingui e di nuova generazione. Quindi attenzione, diciamo, sia per la migrazione in uscita quanto per la migrazione in entrata. Ecco, e così vediamo, insomma, proprio queste banche dati mi aiutano a entrare, a mettermi meglio in rapporto al titolo del mio intervento, con cui ho voluto segnalare la duplicità che caratterizza l'italiano non quello letterario, ma diciamo l'italiano comune, l'italiano parlato, una realtà che è stata difficile mettere a fuoco, è stato ipotizzato appunto che fossero pochissimi gli italiani che all'indomani dell'unità possedessero l'italiano, e questo indubbiamente è vero, però studi successivi hanno dimostrato che già certe caratteristiche diatopicamente marcate, già certi usi scritti e parlati dell'italiano erano cominciati in effetti già da vari secoli. Si può dire che sistematicamente a partire dal Cinquecento troviamo un po' dappertutto delle manifestazioni di italiani, e in particolare appunto per quello che riguarda il fenomeno della immigrazione, che ha avuto il suo momento fondamentale e decisivo tra la metà dell'Ottocento, poco prima dell'unità, e la metà del Novecento. Poi sostanzialmente con gli anni 60 questo fenomeno diminuisce, è stato ripreso ma in forme molto diverse in tempi più recenti. Vi ho detto che erano sostanzialmente dialettofoni, però c'era anche una piccola parte di alfabeti, perché avevano frequentato le primissime classi della scuola resa obbligatoria dopo la legge Casati nell'unità, dopo l'unificazione nazionale. Ebbene, per comunicare con i familiari rimasti a casa, o comunicavano naturalmente ricorrendo a scrivani. C'è una bellissima testimonianza di una novella e poi dramma di Pirandello, L'altro figlio, in cui appunto si fa riferimento a questa figura dello scrivano che teneva i rapporti tra gli analfabeti della Sicilia, in quel caso, e gli analfabeti dell'altro scrivano che era appunto dall'altra parte dell'oceano. Oppure molto più spesso cercavano di scrivere loro, e quindi proprio grazie a queste lettere, insieme a quelle più o meno coeve, insomma, di qualche anno successive, dei soldati che dal fronte scrivono ai loro familiari, ecco, abbiamo la grande testimonianza dell'italiano popolare, una varietà così decisiva negli studi linguistici italiani dagli anni 70, tra gli anni 70 e gli anni 90. Ecco, questo da un lato. D'altra parte l'italiano in tempi più recenti costituisce la lingua appresa dai migranti che vengono in Italia per periodi più o meno lunghi in situazione di L2, e che poi è diventata, per coloro che si sono stabilizzati, cioè per i figli della prima, anche qua abbiamo una seconda almeno generazione, è diventata madrelingua, sia perché appunto a volte in famiglia hanno abbandonato la lingua di provenienza. Questo è molto vario da etnia a etnia, da zona a zona, però insomma per alcuni di questi figli di migranti l'italiano è effettivamente la nuova lingua, la lingua madre, oppure comunque una delle lingue apprese fin dall'infanzia, e che
poi spesso è stata scelta come lingua della letteratura, laddove appunto si sono avute anche delle manifestazioni letterarie, alcune delle quali anche coronate da successo e che hanno voluto rendere il plurilinguismo, il multilinguismo dei vari personaggi di certe realtà, soprattutto delle grandi realtà urbane, penso a Roma, penso a Milano, penso ad altre zone. Dunque, queste due varietà di italiano, potremmo quasi definirli due italiani, che sono entrambe lontane dal modello di italiano standard di base fiorentina, che la Crusca, ho detto, ha imposto nel corso dei secoli e che è tuttora impegnata a tutelare, perché questo è un compito istituzionale dell'Accademia della Crusca, quello di promuovere e tutelare la lingua italiana, favorendo gli studi sulla lingua del passato e contribuendo anche a studiare, a indirizzare per quanto possibile un buon uso della lingua contemporanea, ma che sono interessanti sotto vari aspetti. Quali sono gli aspetti per cui l'italiano come lingua della migrazione nelle due diverse declinazioni che abbiamo visto è importante? In un caso appunto abbiamo a che fare con quella varietà che vi dicevo è stata definita a partire da Tullio De Mauro in un saggio del 1970 come italiano popolare, cioè era un italiano orientato sulla realtà parlata che nei testi scritti con alcune parziali eccezioni, prima di Manzoni, che appunto si è orientato decisamente verso il parlato, seppure quello fiorentino. Ecco, un italiano regionalmente differenziato, magari appunto non propriamente parlato, ma comunque testualmente rappresentava l'italiano popolare una lingua parlata messa per iscritto, e tra l'altro come dire, con qualche modello che la scuola in certi casi forniva, la scuola, ma anche la lingua della burocrazia, che è stata anche un altro elemento che certamente è un fattore unificante, un fattore importante all'indomani dell'unità. Nel caso dell'italiano invece, scusate, ho detto della burocrazia, ma ci sono anche elementi ripresi dalla lingua del melodramma, che ricordiamo nell'Ottocento, inizio del Novecento, era una realtà anche popolare, quindi anche quello ha costituito un modello in un certo senso di italiano, così come le prediche. Per esempio l'italiano popolare lo troviamo anche in ex voto, scritti affissi nei numerosi santuari della nostra penisola, però certamente un posto di rilievo è proprio occupato dalla produzione dei migranti, produzione che appunto può essere seguita fin dall'inizio fin dalla fine dell'Ottocento. Tra l'altro c'è stato anche qualche ripresa letteraria dell'italiano, quindi come dire costruita, dell'italiano dei migranti. Ecco, De Roberto per esempio appunto ci ha offerto in un suo testo delle lettere da lui ricostruite, insomma da lui scritte sulla base della conoscenza che aveva dell'italiano popolare. Ecco, invece per quello che riguarda la nuova migrazione si tratta di un italiano orientato decisamente sul parlato, appreso per via orale prima che per via scritta, e quindi anche con tratti regionali, a volte dialettali, a volte delle lingue minoritarie già presenti, molto differenziata da zona a zona, in una direzione decisamente sincronica. Ecco, questo italiano dei migranti infatti ha di fatto scarsi rapporti anche di semplice conoscenza passiva con l'italiano standard tradizionale, che invece è stato sempre tenuto presente nell'insegnamento scolastico, e questo è un problema che dobbiamo effettivamente porci. La scuola progressivamente si è dedicata, anche per la presenza
crescente di bambini non di nazionalità italiana, insomma, che a volte non parlavano neppure l'italiano, oppure che negli ultimi anni lo parlavano, ma comunque appunto in contesti non, diciamo, non tradizionali, a cui la vecchia scuola elementare non era abituata, e quindi si è orientata prevalentemente verso il presente, verso la realtà contemporanea. Questo non solo nell'insegnamento didattico, nell'insegnamento propriamente linguistico, ma anche, pensiamo, nelle antologie. Le antologie della scuola elementare in passato presentavano comunque dei testi che mantenevano un rapporto con la tradizione poetica che stava appunto venendo meno all'inizio del Novecento. In fondo appunto ancora con Pascoli già ci sono delle novità, con Xaba è ancora l'ultimo grande autore che si può considerare legato a questa tradizione, ma c'erano anche vari autori, che vi posso dire, Angelo Silvio Novaro, Diego Pezzani, che appunto avevano proprio una produzione poetica dedicata alla scuola, che consentiva questo apprendimento fin dalle prime classi delle elementari di alcuni elementi della grammatica della lingua poetica, che poi Luca Serianni, il compianto accademico, linguista, grande amico, in un bellissimo libro ha messo a fuoco. Ecco, e questo, devo dire, crea qualche complicazione, sia perché appunto depaupera un pochino gli italiani di questo patrimonio, però gli italiani a volte possono recuperarlo in famiglia, cioè insomma è sedimentato, diciamo, da secoli, interiorizzato, quindi attutito, ma ancora in qualche modo presente, e invece del tutto ignorato dagli stranieri, dai migranti che sono venuti in Italia. E tra l'altro devo dire, all'estero in realtà questo italiano è ancora praticato, dato il grande successo del melodramma. Appunto io sono stato invitato, e quindi sono stato al concerto di Riccardo Muti all'Arena di Verona, che è stato seguito da una serie di esibizioni di tenori soprani non solo italiani, ma un po' di tutto il mondo, che hanno cantato in italiano. Ormai da almeno un trentennio le opere vengono eseguite nella lingua originaria, e nei conservatori di tutto il mondo si apprende l'italiano, anche appunto questo italiano dei libretti d'opera, che è molto lontano dall'italiano del presente. Ecco, io credo che un impegno dell'Accademia, per quello che può, accanto appunto, come ho detto sopra, al tenere viva il rapporto con il plurilinguismo che c'è in Italia, con le lingue delle minoranze, che rappresentano indubbiamente un arricchimento, e anche con le lingue delle nuove, insomma, diciamo, la migrazione tradizionale ha avuto due elementi fondamentali. Primo, ha portato una serie di stranierismi in italiano quando i migranti sono ritornati, e quindi perfino nelle realtà dialettali sono entrati anglismi che non si sarebbero mai, insomma, dati i contatti non diretti con l'Inghilterra e men che meno con gli Stati Uniti, non si sarebbero diffusi. Ma d'altra parte è anche servita per diffondere l'italiano all'estero. Sicuramente la tradizione culinaria, per un verso, ma anche popolare. Si sa che il tango argentino ha delle origini italiane legate alla lunfardo, al cucolice, delle forme così di interlingue, possiamo dire, tra l'italiano e lo spagnolo sudamericano, ma anche il successo della pizza, della cucina, della musica italiana è stato appunto favorito dai processi di emigrazione. I migranti che vengono ci hanno portato ogni tanto alcuni elementi culinari, pensiamo appunto al kebab, quelli che sono stati chiamati migrantismi, che hanno dato un sia pur piccolo contributo all'italiano contemporaneo. Ecco, vi dicevo, quindi accanto all'impegno di mantenere questo contatto con i dialetti, con le minoranze storiche, ma anche a studiare e a
diffondere l'italiano contemporaneo, la Crusca, che ha un servizio Crusca Scuola molto sviluppato, tenuto dalla vicepresidente, la mia amica Rita Librandi, quindi ospitiamo sia in accademia classi, docenti che vogliono aggiornarsi, sia effettuiamo anche visite sul campo, come vi ho detto, quella che è stata fatta alcuni anni fa nella Svizzera italo-grigionese. Ecco, la Crusca vorrebbe migliorare la conoscenza scolastica dell'italiano del passato, che è un dato importante per la piena integrazione, per nel rispetto della diversità, ma anche per favorire meglio l'inserimento a tutto tondo, diciamo, proprio senza problemi, delle nuove migrazioni nella realtà italiana contemporanea. E con questo mi fermerei. Grazie. Grazie Paolo D'Achille per questa bella lezione su temi che ci sono molto vicini, perché approfitto per fare un po' di pubblicità per i linguisti dell'Università di Udine. È appena uscito questa mattina, è arrivato fresco il volume che si occupa dello studio dell'italiano nel mondo e delle lingue minoritarie dentro e fuori i confini italiani, un lavoro che fa parte della serie Valori identitari e imprenditorialità che noi annualmente pubblichiamo, e questo è l'aspetto scientifico che si collega benissimo a questa tua bella e grande e importante lezione, di cui ti sono grata. Spero di riceverlo, d'altra parte mi mandate tutte le vostre cose, io vi ringrazio, quindi un caro saluto a te e a Vincenzo Rioles, che vedo che appunto è un maestro per quello che riguarda questi studi, e anche per quello che riguarda Pasolini è stato contributi fondamentali che io ho ripreso. Bene, grazie ancora Paolo e buona giornata. Bene, ben ritornati. Adesso abbiamo un momento un po' nostalgia, nel senso che lasciamo la parola a tre presidenti di tre Focolars. Il primo è appunto Mariano Dean, che è il presidente uscente, se non sbaglio, ma in caso conferma lui o mi smentirà lui, del Focolar di Avejaneda. Dopodiché abbiamo appunto Adrian Gardella, che è il neoeletto presidente del Focolar di La Plata, e infine abbiamo Carla Ribeiro, che potrebbe essere colei che si cela sotto il nome di Laura in questa icona che vediamo, appunto Carla Ribeiro, che non penso sia presente, che è la presidente del Focolar di Uruçanga, Santa Catarina, quindi siamo in Brasile. Sono tre presidenti appunto che io voglio innanzitutto ringraziare, perché lì da dove parlano loro in questo momento sono le 6 di mattina, penso si siano svegliati quantomeno alle 5 per poter essere con noi, e poi sono tutte e tre, oltre 3 persone veramente gradevoli, mi hanno anche 3 persone che mi hanno aiutato molto e che ci hanno aiutato molto in alcune ricerche scientifiche che abbiamo fatto. Quindi io lascio innanzitutto la parola a Mariano Dean e poi appunto in ordine ad Adrian e Carla. Prego Mariano. Buongiorno, mi senti bene? Mm-hmm. Ciao a tutti, buondì. Bueno, prima di tutto grazie per l'invito e per avermi fatto parte di questa nuova apertura del corso Valori, specialmente in questa edizione dove stiamo celebrando 15 anni, quindi auguri per questi 15 anni creando esperienza per i giovani discendenti friulani. Anche vorrei ringraziare a tutti che fanno possibile questo progetto, all'Ente Friuli nel Mondo, all'Università, a Raffaella, a tutti i docenti che fanno l'accompagnamento, che hanno fatto un grande lavoro, al comune, alle aziende che sostengono questo progetto incredibile. Grazie, grazie. Personalmente, con rispetto alla borsa di studio Valori, ho un grande affetto, un grande amore, perché è stata la prima volta che il primo contatto mio con il Friuli, con la terra dei miei nonni,
ho potuto sapere più della mia storia, poter condividere con i miei, consolidare il mio amore per il Friuli, per la friulanità e scoprire anche la bellezza dell'Italia e del caro Friuli. Al giorno di oggi ricordo quella borsa, quella esperienza unica, ricordo il giorno che sono stato a San Martino Tagliamento, che è il paese dei miei nonni, e al giorno di oggi il gruppo di giovani, che eravamo di Argentina e Brasile, siamo amici che adesso siamo famiglia. E sempre una volta all'anno facciamo un incontro con alcuni o sempre in contatti per telefonino. Quindi questo progetto non solamente è un'esperienza per conoscere la terra, per conoscere la lingua, sino che fa amicizia tra i giovani friulani del mondo. Anche penso che è molto importante per il giovane partecipare in questa borsa perché in particolare nel mio caso ha cresciuto l'impegno al mio focolare, per questo è molto importante il compromesso. Dopo di vivere questa esperienza il giovane deve ritornare con più forza, più energia per poter generare nuova esperienza nell'altro giovane rispetto alla borsa di studio valori o altri progetti, però sempre lavorando per la friulanità e la comunità e la città dove uno vive. Ai ragazzi che oggi iniziano questa avventura, complimenti perché hanno fatto un grande lavoro e dire divertirsi ogni secondo, imparare, crescere e condividere. Vivete il Friuli, vivete la sua storia, di cui in Avellaneda lo aspettiamo per continuare lavorando, perché abbiamo tanti progetti per continuare. Sono molto onorato di essere parte di questi 15 anni del progetto Valori e sono veramente orgoglioso di essere friulano e di portare nel mio cuore il caro Friuli. Sono molto ringraziato a tutti, a Raffaele, a Francesco. Grazie Mariano. Bene. Sì, io lascio la parola ad Adrian, se vuole dire qualcosa. Ciao, buongiorno a tutti. Prima di tutto scusa per l'italiano e per la mia faccia. Qui sono le 6 della mattina. Io sono di La Plata, io ho fatto il corso l'anno scorso e credo che colpa del corso mi hanno scelto presidente del Focolare. Per me il corso ha stato un'esperienza meravigliosa perché grazie al corso ho conosciuto Italia, ho conosciuto il Friuli per prima volta. Perdón. Aprovechen el curso, aprovechenlo. Si ustedes no lo aprovechan, es una oportunidad que se pierden. Yo hablo en español porque me cuesta el italiano todavía. Yo conocí el Friuli, conocí Italia gracias al curso. Y uno vuelve del curso con muchas ganas de seguir en la institución, de renovar en la institución. Y a mí el curso, si bien me eligieron presidente gracias al curso, volví a estudiar italiano gracias al curso. Si no lo aprovechan, es una oportunidad que se pierden. Yo vi gente que no lo aprovechó, no lo disfrutó, y vi mucha gente que sí lo aprovechó. Y es algo que te cambia, es algo que te marca. Para mí fue una experiencia única.
una experiencia única. Yo no conocía el pueblo de mis abuelos, de mis nonos. Yo no conocía el Friuli. Yo hace 20 años que estoy en el Fogolar. Y la primera vez que pisé el Friuli fue gracias a este curso. Yo solo les digo, aprovechenlo. Ok. Allora, grazie mille Adrian. Come avete visto, comunque lo spagnolo e l'italiano sono facilmente intercomprensibili, quindi penso che tutti noi abbiamo capito quello che ci ha detto Adrian. Niente, io lascio la parola adesso a colei che lascio la parola a Carla, ringraziando anche lei per questa levataccia alle 6 di mattina, e quindi la parola a lei, la ringrazio. Buongiorno a tutti. Veramente, come ha detto Adrian, scusateci, mi includo, ma infine un po' presto, ma va bene, per cominciare anche la settimana, e cominciare la settimana in modo molto positivo col corso valori identitari, imprenditorialità, corso questo che fu veramente molto importante, e così come è successo con Adrian qui da noi, o da me, infine, da Urusanga, da dove vengo. Noi non avevamo nemmeno un circolo friulano, e dopo questa esperienza è stato possibile creare il nostro circolo, e sì, anche io sono la presidente oggi, e anche questo legame col Friuli è stato molto importante per noi, per portare, io credo che con questo corso, con l'esperienza del valori, fu possibile per noi qui conoscere più la regione del Friuli, conoscere più la regione del Friuli, capire veramente cos'è il Friuli, e tutta la storia dietro, la nostra storia anche, veramente questa opportunità, io sempre dico che è stata un'opportunità, specialmente per me, per il mio amico, anche che di Urusanga, perché pochi brasiliani, poco brasiliani no, da Rio Grande do Sul sì, ma la zona in Argentina ci sono più discendenti, più friulani che qui da noi, perché la nostra storia è stata un po' diversa dalla vostra, no, Mariano e Adrian. E voi avete tanti fogolars, tanti circoli, io credo, non so dire quanti, ma qui da noi il numero è un po' diverso, perché la nostra storia è cominciata un po' prima, credo nel 1800, no, fine del XIX secolo, infine, e molta cultura, molta storia, tanta cosa è stata persa durante questi anni, purtroppo, e tramite e con l'aiuto del valori, questo riscatto della cultura, della memoria, ha funzionato come un ponte tra le due comunità. Io vi ringrazio veramente, e dico a tutti voi, a voi che fate parte del valori, voi che farete parte del valori quest'anno, ne approfittate, ne godete, perché veramente ne vale la pena, che per tutto il risultato imparerete l'italiano, conoscerete la cucina, la storia, la gente, la lingua friulana anche, l'università, i colleghi, l'esperienza di stare in Italia per questo periodo di tempo, vivere la città, vivere il paese, tutto questo importa. Allora, il mio corso, il mio gruppo
fu l'edizione 10, nel 2019, prima del periodo della pandemia. L'ultima turma, credo, l'ultima classe, gruppo prima della pandemia, un gruppo anche molto simpatico, io direi. Ho fatto tanti amici e le amicizie che porto con me fino ad oggi. Argentini anche, ho potuto conoscere un po' più di voi e la vostra Avellaneda e altre città argentine e gente con la storia simile alla nostra. Solo dico questo a voi, grazie ancora per l'opportunità e fate del Valori un'esperienza per la vostra vita. Allora, grazie a tutti. Allora, come dicevamo, il corso Valori Identitari prevede sia la prima e l'ultima settimana di lezioni con noi, ma soprattutto prevede anche 2 settimane centrali e tirocini, a cui appunto sarete chiamati a svolgere 75 ore, e tirocini che sono organizzati con Comparative Ape Adria e con Confapi. Qui abbiamo i rappresentanti, io cedo la parola a Lucia Piu di Confapi FUG e la ringrazio. Grazie. Buongiorno a tutti, porto un saluto di Confapi Friuli Venezia Giulia. Oggi sono qui insieme a 2 colleghe, Emanuela De Faccio, la dottoressa Emanuela De Faccio e la dottoressa Susanna Fontana. E porto i saluti sia agli organizzatori di questo corso, a tutti i partner che sono coinvolti nella migliore realizzazione di questa esperienza, ma soprattutto a voi 12 corsisti che in questa edizione potrete cogliere questa esperienza. Devo dire che Confapi Friuli Venezia Giulia accoglie sempre con molto piacere l'invito dell'università ad essere collaboratore per la migliore realizzazione di questo corso, che poi, come avete avuto modo di sentire da chi vi ha preceduto in questa esperienza, non è semplicemente un corso, ma ve ne renderete conto, sarà un'esperienza di vita per voi. Quindi credo che la prima edizione noi non c'eravamo, ma tutte le successive 14 ci siamo sempre stati. E siamo orgogliosi di esserci, perché è un'iniziativa positiva in tutti gli aspetti. Positiva sia per noi organizzatori che per voi partecipanti. Positiva proprio per i valori che questo corso vuole trasmettere, perché non vi dà solo la possibilità di formarvi, di acquisire la conoscenza della lingua italiana, friulana, ma vi dà la possibilità di vivere un periodo nella nostra regione, immersi nella nostra regione, di conoscere le nostre tradizioni, gli usi, l'arte culinaria, si è parlato prima, no? Il modo di vivere di questa civiltà friulana, e come è organizzata l'università, ma soprattutto per quanto ci riguarda, per la voce che porta qui oggi Confapi Friuli Venezia Giulia, avrete modo di vedere come è organizzato anche il sistema economico nella nostra regione. La nostra regione esprime una forte imprenditorialità e voi avrete modo di inserirvi nelle nostre aziende. Noi ospiteremo della Rosa Ayelen Sabrina nella nostra impresa associata Ceccarelli Finanziaria, l'Iva Maria Eugenia la ospiteremo nell'azienda ISI Partners, Piccoli Giorgina Ayelen la ospiteremo in AK Engineering, mentre Frater Marchetti Belen la ospiteremo da noi in associazione, quindi nella sede di Confapi Friuli Venezia Giulia. Dicevo che avrete modo di vedere come è organizzato il nostro sistema economico
La nostra regione è una regione ricca di imprese e le nostre imprese, i nostri imprenditori sono la risorsa più importante che ha la nostra regione. La nostra regione non ha altre risorse e il lavoro delle nostre imprese, il lavoro dei nostri imprenditori costituiscono parte importante delle entrate del bilancio della nostra regione, con cui la regione organizza proprio i servizi poi sul territorio a beneficio di tutta la comunità e la collettività. Quindi per noi è un orgoglio potervi ospitare nelle nostre realtà e darvi la possibilità di respirare anche parte del nostro lavoro di ogni giorno, della nostra vita economica. Vi renderete conto che il lavoro è una parte importante di questo Friuli. È una parte fondante e questo caratterizza trasversalmente tutte le persone, sia chi lavora come dipendente all'interno delle realtà, sia da parte di chi è datore di lavoro e quindi offre la possibilità alle persone di impegnarsi e di lavorare nelle nostre realtà. E noi siamo orgogliosi di questo, cioè parte importante della nostra vita di ogni giorno noi la dedichiamo al lavoro, è uno dei valori più preziosi per noi e saremo felici, no, di trasferirvi anche queste sensibilità che sono nostre, sono proprie. Quindi questa esperienza è arricchente, sarà arricchente per voi, sarà un'esperienza di vita, come vi hanno detto, ma anche noi lo possiamo testimoniare, perché anche noi, che in tutte le edizioni abbiamo ospitato altri corsisti, tuttora manteniamo le relazioni con questi corsisti, tuttora ci sentiamo, ci scriviamo, non manca modo, ecco, anche oggi no, ci aiutano i canali social e non manca modo di continuare a sentirsi. Perché proprio passerete un periodo della vostra vita che rimarrà nella vostra memoria, perché oltre ad acquisire queste conoscenze vi darà la possibilità di ricongiungervi alle vostre origini, no? Alla terra di appartenenza della vostra famiglia. E fare queste esperienze toccano delle corde della nostra sensibilità che rimarranno, secondo me, per sempre. Per Confapi FUG è importante e ci teniamo a collaborare a questa iniziativa anche perché è un esempio di una cosa fatta bene. Nella vita vi capiterà di fare tante cose, ma tante vi segneranno perché vi rendete conto che sono fatte bene, sono positive, non solo per tutto questo percorso che vi viene offerto, ma soprattutto perché è un esempio di come l'impegno di tante persone può portare a dei frutti, ma in questo caso anche le buone relazioni tra istituzioni. Perché questo corso è frutto di relazioni e collaborazioni tra istituzioni, università, avete sentito prima il rettore, avete sentito l'assessore che rappresentava la regione, avete sentito il presidente di Ente Friuli nel Mondo, io e Tonassi siamo direttori di 2 associazioni di categoria, c'è la dirigente Zilli dell'Uccellis, quindi un esempio virtuoso di buone relazioni. Ecco, questo fa la differenza, Un'altra cosa che coglierete è che i friulani sono persone ligie al dovere che si impegnano e a cui piace fare le cose bene. Da qui, seduta da questa sedia, ho osservato un'altra cosa, che guardandovi avete i tratti di noi friulani e non vedo distinzioni tra noi friulani e voi, no? Cioè quando arriva una persona che arriva da altri paesi, no? Noti una certa, cioè delle caratteristiche diverse. Invece in voi non trovo nessuna differenza. Vedo proprio le caratteristiche anche del portamento, nel comportamento proprie nostre. Ecco, con queste parole vi saluto e vi do un arrivederci,
perché in questo percorso ci saranno altri momenti in cui ci incontreremo, ma soprattutto con Schlatter Marchetti Belen ci vedremo da noi in associazione. Qual è la Belen? Eccola qua. Bene, piacere. Do la parola a Tommaso. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti della Presidente Serena Nizza, che, come diceva l'assessore Roberti, a Trieste è venuto di un nubifragio, lei essendo triestina non ha potuto muoversi da Trieste, per cui mi ha pregato di rappresentarla. E per me è un ritorno, nel senso che 15 anni fa, quando è partito il corso, eravamo presenti, io all'epoca non ero ancora direttore, ho seguito in prima persona i corsisti che 15 anni fa erano venuti dall'Argentina, dal Brasile, per questo corso valori identitari. Una partenza 15 anni fa che in qualche modo era pionieristica perché era un corso nuovo, completamente nuovo nel panorama anche italiano, e per noi anche una sfida di portare qui 12 persone di discendenza friulana, ma che poco forse conoscevano del tessuto economico della nostra regione. Era un modo per far comprendere cos'era il Friuli Venezia Giulia, qual era il suo tessuto imprenditoriale, qual è la cultura anche del paese da cui provenivano i vostri avi. Io stesso ho parenti in Venezuela, Argentina e Canada, per cui insomma penso chiunque di noi abbia nella propria famiglia almeno un emigrante. Una sfida che in 15 anni è molto cambiata, nel senso che il Friuli non è più terra di emigrazione, però è un paese a forte esportazione, non solo di studenti, come si diceva, che colgono l'occasione per andare all'estero a lavorare, ma è un paese con una regione con una forte identità di export, per cui siamo presenti su più territori, più mercati, per cui siamo una regione con una forte vocazione all'export. Nonostante questo rimaniamo una regione con un tessuto imprenditoriale molto polverizzato. Da noi prevale la piccola e media impresa, non abbiamo poche grandi imprese, ma nonostante questo siamo riusciti a imporci a livello globale per una capacità sia di lavorare, come diceva Lucia, insomma, il friulano è noto per le sue capacità di lavoro, ma anche per un'inventiva e una capacità di innovare che è propria del nostro essere. Anche noi ospiteremo, io non ricordo chi verrà da noi perché da un po' di anni non seguo direttamente il corso, il mio collega Stefano Piandetti lo segue, e che anche lui oggi non è potuto essere qui perché anche lui è triestino, nonostante lavoriamo a Udine, la maggioranza viene da fuori Udine, e anche lui è arrivato con un incolpevole ritardo per colpa del maltempo. E ospiteremo una persona presso la nostra sede perché in qualche modo vogliamo far conoscere almeno a una persona cosa vuol dire essere cooperativa. Noi rappresentiamo il mondo della cooperazione, che tipo di imprese ci sono, che tipo di possibilità ci sono e qual è la possibilità anche un domani da parte vostra di rientrare nei vostri paesi di origine e, perché no, mettere su un'impresa in un campo dove vi sentite particolarmente affermati. Non ci sono la logistica un po' degli stage è un po' particolare perché voi risiedete a Udine, per cui è un po' difficile spostarsi fuori Udine, altrimenti c'erano anche altre possibilità molto interessanti, però dovendo rientrare, non avendo mezzi di trasporto, sì, non sempre è facile. Io vi auguro, e termino qui perché penso che Lucia abbia anticipato comunque tutto quello che è importante dal punto di vista di questo corso, delle sue finalità. Vi auguro di usufruire al meglio di questa opportunità, di conoscere la terra dei vostri avi, magari con qualche viaggio nel comune di origine. Udine è anche una bella città, una città universitaria, per cui viverla è sicuramente un'esperienza anche molto interessante dal punto di vista personale e umano, e vi auguro insomma, di sfruttarla e di tornare alle vostre case più contenti di quando siete partiti. Allora, giusto per completare, diciamo che le due ragazze che andranno a fare il tirocinio grazie a Confcooperative sono Maria Costanza Arguello, che andrà all'Associazione Allevatori FVG, ma poi vi diremo tutto nel dettaglio, e Carlina Rizzi, che andrà come in sede a Confcooperative Alpe Adria.
Bene, e adesso allora passiamo alla presentazione dei corsisti. Adesso vi chiamiamo uno per uno, vi diamo un po' di materiale e comincerei però dai ragazzi che hanno i discendenti da Gemona Friuli, visto che abbiamo qua il piacere di avere il sindaco. Quindi di Gemona. Allora, quindi cominciamo a chiamare Maria Costanza Arguello. Dico due parole velocemente. Ah, certo. Innanzitutto, grazie a voi dell'invito, grazie alla città, Presidente del mondo, a voi insegnanti, professori, docenti, tutti coloro che collaborano per la buona riuscita di questo corso che apprendo oggi, che sono 15 anni. Eravamo già stati negli anni scorsi, avevo delegato un assessore, questa volta sono riuscito a ritagliarmi un attimino e sono venuto giù volentieri, e un grazie ovviamente anche alla Regione che lo sostiene. Per quanto riguarda alcuni anni fa, credo fosse il primo anno della prima legislatura del 2018, ho incontrato una delegazione di Colonna Carosia e sono rimasto veramente impressionato dai valori ancora autentici che loro hanno. Parlano friulano meglio di noi, devo dire, perché probabilmente non hanno avuto certi condizionamenti o non sono stati contaminati, magari anche nei nostri paesi. Vediamo che il friulano è diverso da paese a paese. Là proprio c'è ancora una realtà autentica, non solo nel parlare questa lingua, ma anche nei valori che questi ragazzi esprimevano. Quindi è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita da sindaco. Lo dico veramente con orgoglio, perché so che i nostri avi, che sono nati anch'io, sono figlio di nipote di immigrante, i nostri avi che sono andati allora e sono immigrati, lo hanno fatto perché avevano necessità di sostentare le proprie famiglie, non sono andati fuori per lavoro, e credo che l'orgoglio che noi friulani possiamo sempre avere e vantare è anche per merito di queste persone che sono immigrate. Nessuno di loro era imprenditore, tutti coloro che hanno attivato imprese all'estero lo sono diventati nel tempo, dimostrando che con determinazione, capacità e orgoglio si possono fare le cose, e credo che dobbiamo sempre avere un profondo rispetto per chi allora è partito e per quelli che stanno continuando a fare tutto ciò in tutto il mondo, perché credo che anche per loro essere friulani sia veramente un qualcosa veramente di importante. Per noi lo è e lo resterà per sempre, e voi siete la generazione che deve portare avanti, continuare a portare avanti questi valori, perché dire di essere friulani non sono motivi di valore per tutti. Grazie, e siete veramente tutti benvenuti. Allora, chiamiamo Maria Costanza Arguello. Prego. Che abbiamo appena detto che farà il tirocinio dall'Associazione Allevatori FVG. Prego, vieni. Allora, a proposito... Venite più avanti, si vedono. Prego, sì, questi sono le gemonesi, sì. Chiamiamo prima le gemonesi. Dell'università. Poi Carlina Rizzi. Fermatevi che fate una foto col sindaco magari, sì. Mariana Sangoi Cucche. Carlina Rizzi dove fa? E Belen Schlatter Marchetti. Dove fanno loro? Allora, L'abbiamo detto. La Belen in Confatti. Ecco, una in Confatti. E poi? Una è... Qual è la Sono università. La Sangoi Cucche, dille che fa... Sì, abbiamo già detto. Una foto assieme? Sì, fate una foto poi 5, sì, certo. Mi metto in mezzo io. Certo. Allora, prima di proseguire con la presentazione dei corsisti, volevo dire due parole ancora sul tirocinio, nel senso che alcuni dei tirocini sono stati gestiti, come abbiamo detto, da Cooperative Alte Adria e da Confapi FVG, altri invece sono stati gestiti direttamente da noi. Quindi, a questo proposito, volevo dire che Juan Manuel Agustini andrà al DISO, quindi il nostro dipartimento qua da noi. Mariana Sargoi Cucche, Giada Serafini e Delfina Clara Zalocco andranno al D4A, sempre un dipartimento dell'Università di Udine. Invece Lucia Belen Zampara andrà allo studio kinesiologico di Federico Lanza, sempre
organizzato dall'Ufficio Tirocini dell'Università di Udine. Ringraziamo Mariana Kozikowski in particolare. Continuiamo con la presentazione. A questo punto chiamiamo Juan Manuel Agustini. Poi Agelain Delbon. Agelain de la Rosa. Maria Eugenia Liva. Giorgina Agelain Piccoli. Giada Serafini. Delfina Clara Zanocco. Lucia Belen Zampano. Vorrei chiamare un attimo Massimo Percotto per un saluto da parte dell'Accademia Italiana della Cucina, partner fin dalla primissima edizione del nostro corso, terrà anche un seminario. Massimo, grazie. Grazie Raffaella, benvenuti a tutti voi. Con me trascorrerete, penso, 3 ore piacevoli. Parleremo di cucina, parleremo di gastronomia, di prodotti tipici della regione, e attraverso questo ripercorreremo un po' la storia della nostra regione, quali sono state le influenze durante le fasi storiche, quali sono i rapporti con i paesi confinanti che hanno apportato contaminazione sui nostri prodotti, sulla nostra cucina e quindi anche su quella dei vostri progenitori, e faremo un excursus durante il quale potete chiedermi quello che volete riguardo la cucina italiana, la cucina del territorio friulano in particolare. Quindi sarà una lezione, per modo di dire, nel senso che dialogheremo insieme su quello che voi conoscete e quello che invece è la realtà della gastronomia e dei prodotti agroalimentari italiani, che sono alle volte mal pubblicizzati nel resto del mondo, e anche con delle falsità che vengono affermate e cercheremo di sfatare. Quindi vi do appuntamento per mercoledì e parleremo amichevolmente di tutte queste problematiche. D'accordo? Grazie. Bene, siamo arrivati in chiusura. Io vorrei fare i ringraziamenti. Innanzitutto vorrei ringraziare Manuela De Faccia e Stefano Chiandetti, perché hanno collaborato attivamente durante le fasi organizzative del tirocinio, sono il braccio armato delle vostre associazioni, quindi io vi ringrazio molto per essere stati sempre attenti ai profili dei nostri corsisti, all'individuazione delle sedi più adatte, non certamente identiche a quelle delle loro terre di origine, diciamo, dove loro lavorano, ma certamente avranno modo di valutare differenze e somiglianze tra le sedi lavorative loro e quelle in cui svolgeranno queste 75 ore di tirocinio. Poi naturalmente ringrazio tutti i dipartimenti dell'Università di Udine, il D4A, il DISO. Al D4A addirittura ci sono 3 nostre studentesse che faranno il tirocinio. E poi naturalmente un ringraziamento finale va, ripeto nuovamente, a tutti i docenti che partecipano a questo corso, ma anche a tutto il gruppo che collabora attivamente da gennaio, cioè il corso finisce a luglio, ma a dicembre, gennaio si riprendono le attività per l'organizzazione del successivo corso. Quindi un ringraziamento prima di tutto voglio farlo a Diego Sidraschi, che mi ha affiancato e sopportato, oltre che supportato in questi mesi organizzativi, quindi grazie Diego, ma ringrazio anche tutto il gruppo dei linguisti
del Dipartimento, Francesco Costantini, Francesco Zuin, e ringrazio le due nostre dottorande che hanno collaborato in vario modo, Susanna Ivaldi ed Emanuela Lidestri, e anche il supporto organizzativo della tirocinante, che è una nostra studentessa della laurea magistrale, Lisa Catarinussi, che sta facendo il tirocinio formativo proprio all'interno di questo corso.